Presidente, una festa come tutti gli anni qui al Niccolò Gallo, un momento importante per la donazione in generale. Ecco, facciamo una sintesi di oggi che si premiano chi merita, ma anche di ciò che è l'attività della donazione ad Agrigento, un dato statistico su come è andata. Il dato statistico un pochettino maluccio, perché siamo stati 47 sacchi in meno di quello dell'anno scorso, quindi la questione comincia a essere non tanto buona, quindi vorremmo noi che il sangue ci siano più donazioni, perché come voi lo sapete il sangue è un farmaco, essendo un farmaco c'è di bisogno ovunque, cioè oggi quando si va in ospedale e si deve fare un intervento, se non c'è il sangue a disposizione l'intervento non lo fanno, perché non sanno, può darsi che durante l'intervento c'è bisogno di sangue e quindi succede una tragedia. La giornata di oggi come si evolverà? Ma ora premieremo 72 bambini, perché in ogni scuola che partecipa noi diamo un omaggio ai bambini che hanno partecipato a fare questi lavori, perché poi se lei ha visto sono lavori bellissimi, sono lavori che ti danno luce, che ti danno tutto. Questo spinge magari i genitori a donare, no? Una maggiore sensibilizzazione alla cultura della donazione. Quello che vorremmo noi è proprio questo, che i genitori non devono fare, che vengono appena finisce di ballare il figlio, la figlia, l'afferrano e se ne vanno. Quindi facciamo un appello, Presidente, un appello forte a chi ci sta ascoltando in tutta la Sicilia, in Bassa Calabria, di quello che è importante donare. Ecco, un appello del Presidente. Diciamo soltanto questo, che il sangue è un farmaco, essendo un farmaco è necessario al 100%. Un farmaco insostituibile che non si può copiare. Non si può copiare, nessuno, c'è stato 7 anni fa mi pare, che il Giappone stava cercando di dire che aveva fatto il sangue artificiale, invece no, sangue uno solo ce n'è. Quello là che abbiamo noi nelle vene. Ora noi, siccome dare il sangue porta benefici per chi lo dona e poi porta un beneficio con noi, perché noi facciamo le analisi che loro non farebbero mai, perché costerebbero centinaia e centinaia di lire, e invece così non è. Un'altra analisi importante, perché bisogna andare a donare, ricordiamolo, lo ricorda lei Presidente, è quello dell'estate. L'estate si sta avvicinando e l'estate è un brutto periodo. Brutto periodo perché tra altre cose le persone hanno la pressione bassa e quindi non possono donare, e quindi non possono donare tutti quelli là che dovrebbero donare, va bene? E quindi noi chiediamo a tutti di fare in modo che per l'estate ci sia sangue sufficiente per poter. Tra l'altro dobbiamo dire che voi siete abbastanza radicati nel territorio con un calendario fitto, quasi tutti i sabati e le domeniche siete presenti, quindi chi vuole delle informazioni può anche rivolgersi. I comuni della provincia, non è che siamo in uno solo, ma noi andiamo là per fare in modo che il donatore non si disturbi ad andare in altre parti, quindi noi andiamo nel proprio comune e fare in modo che questo qua succeda. Una battuta sull'evento, un momento importante per i donatori dell'ADAS di Agrigento e della provincia. Sì, è il momento importantissimo, perché qua raggruppiamo tutti i ragazzi di varie scuole che almeno speriamo saranno i futuri donatori di sangue. È una bella partecipazione, abbiamo visto che c'è una partecipazione molto presente, molti bambini partecipano, i genitori anche sono molto contenti, speriamo che questo possa portare più donatori possibili in futuro. Un'associazione che per andare avanti fa tanti sacrifici e si basa molto sul sostegno dei colleghi, dei collaboratori. Ma diciamo che principalmente si basa sul sostegno dei donatori stessi, perché sono loro il pilastro e poi i sacrifici, perché questo viene fatto, è un lavoro di volontariato e non è retribuito, e quindi abbiamo con sacrifici di tempo e tutto quello che c'è
nel contorno, diciamo, C'è una sensibilità verso la donazione degli organi ad Agrigento, non so, una statistica se sono aumentati i donatori o meno? Ma diciamo che i donatori sono invece leggermente diminuiti, ma è un fatto fisiologico perché molti giovani vanno via per problemi di studio, per problemi di lavoro e poi la popolazione è più anziana perché superando i 65 anni poi non si può più donare. Ecco quindi il calo fisiologico proprio delle donazioni. È un 5 per 1000 mi pare, ricordiamolo a chi ci sente. Sì, esatto, infatti.